giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Ormai il sollevamento del Mose, per la terza volta in 13 giorni, sta diventando una piacevole consuetudine che dà sicurezza. È da dire che il sistema di paratoie mobili non è stato ancora collaudato, ma anche stamane ha protetto la laguna dalla marea montante, la quale si è fermata solo a 117 cm sul livello medio del mare alla diga di Sottomarina. Le ragioni del contenimento sono dovute al miglioramento delle condizioni meteorologiche, frutto anche della rotazione dei venti in seguito a una tempesta sviluppatasi davanti la costa istriana, mutando così l'onda di ritorno della marea. La rilevazione a Vigo ha registrato per lungo tempo un picco di 52 cm, stessa quota in mezzo al porto, mentre anticipata alle 8:30 è stata l'analoga misura raggiunta a Venezia. Ieri l'alert system del comune di Chioggia aveva messo in guardia dal possibile raggiungimento di quota 130 alle 11 di stamane, con l'attivazione del Baby Mose in Riva Vena e la possibilità di parcheggiare gratuitamente dalle 5 alle 17 nei tre spazi comunali all'Isola dell'Unione Est, ai Saloni e a Borgo San Giovanni. Dopo la tromba d'aria, Chioggia, Sottomarina e Borgo San Giovanni contano i danni. Stamane il sindaco Alessandro Ferro è andato in sopralluogo in alcune delle realtà più colpite tra la stazione, Valdario, il cimitero e lo stadio Ballarin, annunciando che la lettera per la richiesta alla regione di istituire lo stato di crisi a Chioggia è sulla sua scrivania, pronta per essere inviata. Anche il neoconsigliere regionale Marco Dolfin ha visitato alcune strutture turistiche disastrate a Sottomarina, portando la propria solidarietà e avanzando il proprio impegno per ottenere ristoro. Alcuni stabilimenti, chioschi distrutti e ristoranti sulla spiaggia hanno riportato anche 100.000 euro di danni, una somma che moltiplicata per il numero dei locali coinvolti oltrepasserebbe il milione. Anche i negozi del centro storico di Chioggia ieri sono rimasti preda dell'acqua alta, nonostante il Mose e il Baby Mose abbiano fatto il loro dovere. C'è chi ha avuto infiltrazioni dai muri, dal soffitto, dai pavimenti e chi reclama perché le forine non trattengono l'acqua. Non c'è stata manutenzione, dice il titolare della pelletteria Barbuiani, e quindi la piena non defluisce. Ci troviamo così con la fogna in negozio. La situazione della ferrovia Chioggia-Rovigo entra nel focus di Rifondazione Comunista. Il segretario Francesco Zennaro, che si serve assiduamente della tratta da Cavanella ad Adige, sta raccogliendo una serie di disservizi pubblicando nel gruppo Facebook degli utenti. Non solo vetture obsolete, monocarrozze anche in corse frequentate, vetri sporchi e cattivo odore, impossibilità di accesso per le persone con disabilità e corse vietate alle bici, ma anche sistematiche sostituzioni con autobus che impiegano anche 40 minuti in più a raggiungere la meta. Come si può motivare le persone a usare il trasporto pubblico al posto di quello automobilistico privato? Si chiede Zennaro. Se si continua in questo modo e soprattutto senza indicare un termine temporale ai disagi? L'esponente politico segnala anche il monitor e la biglietteria automatica che non funzionano regolarmente alla stazione di Chioggia. È una linea che non pullula di utenti, sostiene Francesco Zennaro, rivolto a sistemi territoriali, e forse non potrà mai diventare una linea da grandi numeri, ma attraverso un suo miglioramento l'utenza non può che aumentare,
cominciando da un parco vetture nuovo e dalla fine delle autosostituzioni. Per risolvere moltissimi problemi basterebbe investire nel parco mezzi. Anche se l'amministrazione comunale pochi giorni fa ha emanato un'ordinanza propedeutica a chiedere l'autorizzazione ministeriale ad accendere le telecamere della zona a traffico limitato in centro storico a Chioggia, dubbi e perplessità riguardo l'effettivo avvio del periodo di prova vengono dal consigliere Marco Dolfin della Lega. Se la maggioranza, Movimento 5 Stelle, punta a far partire il progetto già a novembre, di modo da abituare la popolazione alla novità, Dolfin è scettico. L'autorizzazione, una volta richiesta, potrebbe non arrivare prima di 3 mesi, dice il consigliere. Poi andranno installati gli impianti e nel frattempo l'ente dovrà preparare gli elenchi di coloro che saranno autorizzati al traffico. Secondo me, prima dell'estate prossima non se ne parla. Per questo un'accelerazione sarebbe solo una mossa da campagna elettorale. L'esponente leghista, peraltro, ritiene che non vi siano al momento tutte le condizioni per mettere in campo le ZTL. Occorre un accordo con residenti e attività economiche, conclude Marco Dolfin, perché dei parcheggi possibili, quello all'isola dell'Unione Ovest ora è un cantiere, mentre Borgo San Giovanni ospita ancora i mezzi di ACTV, Sita e Arriva Veneto, senza alternative per raggiungere il centro storico. Inizierà sabato 17 ottobre la rassegna letteraria Celibri, organizzata dalla Biblioteca Civica Cristoforo Sabatino e curata da Stefano Spagnolo nella sala espositiva del Museo Civico, in campo Marconi a Chioggia. 4 saranno gli appuntamenti, 5 gli autori ospiti. I primi, domani dalle ore 18, Giorgio Falco e Sabrina Ragucci, che hanno pubblicato rispettivamente Flashover per Einaudi e Il medesimo mondo per Bollatti Boringhieri. Soprattutto il primo volume ricorda l'incendio del Teatro La Fenice nel 1996 per indagare il potere del denaro nella morale pubblica e privata. Sabato 31 ottobre sarà la volta di Federica Sgaggio con L'eredità dei vivi per Marsilio, il 7 novembre Eliana Albertini con Malibu di Beccogiallo Edizioni, il 14 novembre Miguel Vila con Padova Lendo per i tipi di Canicola. Sono tutte primizie editoriali, spesso ambientate in Veneto. Gli incontri sono ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a fbiblioteca@chioggia.org o contattando il numero telefonico 041 550 1110 e si svolgono nel rispetto delle norme relative all'emergenza sanitaria. Chiude definitivamente a Venezia il convento delle Canossiane di Sant'Alvise nel sestiere di Cannareggio. L'enorme complesso di oltre 4.000 metri quadri torna ora al demanio, il quale comunica che non rimarrà in stato di abbandono. La legittima preoccupazione dei cittadini è invece che anche questa struttura diventi in futuro l'ennesimo albergo. Le ultime suore rimaste hanno terminato il trasloco iniziato nel 2015 durante le scorse settimane, lasciando così il convento per sempre dopo 150 anni di presenza negli spazi della congregazione. La crisi delle vocazioni e il conseguente mancato ricambio generazionale delle religiose hanno finito per ridurre sempre più il numero delle suore, fino a rendere impensabile la gestione dell'immenso complesso. Così, a convenzione con la diocesi scaduta, il demanio è rientrato in possesso della struttura. All'interno del convento delle Canossiane, che per un periodo fu casa di Santa Giuseppina Bakhita, originaria del Sudan, sono state svolte negli anni moltissime attività,
dall'orfanotrofio al collegio universitario, dalle scuole materne ed elementari al dopo scuola, a spazio per feste e per le associazioni cittadine. Il grandissimo complesso ospita al suo interno anche un teatro, 2 campi da calcio, 2 chiese e 2 chiostri. Anche a Chioggia un pregevole convento canossiano, abbandonato nel 2002, era stato destinato a diventare sede di speculazione immobiliare, ma a seguito del fallimento dell'acquirente stanno succedendosi alcune aste che vanno puntualmente deserte. La prossima è fissata il 25 novembre con un prezzo base di 950.000 euro.